che a me mi ha donato tantissimo a livello umano e professionale e essendosi lui per la prima volta trovato a lavorare con degli artisti dall'inizio, dal concetto fino alla fine del progetto, ha capito che cos'è e si è divertito tantissimo, quindi ha deciso di aderire a questa iniziativa artistica. Però cioè, se volete costruire un progetto non deve essere necessariamente un progetto artistico. L'importante è che sia un progetto che si basa da un concetto, quindi sviluppo un concetto, gli do delle basi di letteratura, intendo letteratura, tutto, video e altre esperienze simili, libri, giornali, qualsiasi cosa, io ho preso gli spunti ovunque, cioè veramente un trasversale. Però non vado a gestire, costruisco un concetto chiaro, perché questo poi sarà la guida fino alla fine del progetto. E dopo cerco di capire, sì, va bene, a me piacerebbe tanto testare questa nuova tecnologia, ma magari non è proprio in quel modo che ci sta con questo concetto. Allora cerco di mettere insieme la tecnologia che vorrei andare a testare col concetto, cercando di creare il balance migliore, l'equilibrio migliore. In ultimo diciamo che quello che abbiamo fatto noi, se andiamo a testare una tecnologia che non conosciamo e non siamo neanche sicuri di come verrà il nostro concetto, andiamo a gestire piccoli step. Affrontiamo uno step alla volta e ogni volta andiamo a confrontare. Proprio perché andiamo a gestire questi piccoli step è estremamente importante tenere traccia. E questa è una cosa che mi è stata chiesta a livello di corsi di questa accademia. Però sono stata, quindi siamo stati un po' richiamati l'attenzione, ma avete pensato su qualcosa, non so, tenete traccia. Sì, è importantissimo. Di tutti